che non ho acquistato nulla proprio perché aspetto i saldi quest'anno. Settore, abbigliamento, calzature? Tutto abbigliamento soprattutto. Nemmeno i saldi al via sabato 5 gennaio in tutta la regione sembrano in grado di dare una boccata di ossigeno ai commercianti. La previsione è che i veneti spendano in media 150 euro, cifra insufficiente. È stato un Natale molto ma molto magro. I soldi non ci sono in tasca, le famiglie hanno delle spese diverse e sicuramente soprattutto il settore a cui fanno parte i saldi. La crisi, l'economia che non riparte, i centri commerciali aperti alla domenica danno poche speranze per il futuro ai 1000 associati dell'Ascom nella Castellana, di cui 100 nella zona centrale di Castelfranco. Molti chiuderanno i battenti. Siamo convinti che la cifra di 150 euro sono, direi, poco per poter rilanciare il commercio in questa cittadina. Abbiamo la paura effettivamente che a breve molti chiuderanno. Siamo convinti che nei prossimi 2 anni sicuramente 1 su 3 è a rischio. E purtroppo questo è anche dovuto alle aperture domenicali. I settori più in sofferenza, quelli dell'abbigliamento e delle calzature. Non mancano i commercianti ottimisti però. Siamo ottimisti anche perché abbiamo lavorato bene anche prima di Natale, abbastanza bene, quindi la crisi la sentiamo ma in maniera relativa. Primo bilancio già domenica sera. La prossima settimana sarà decisiva per tracciare il futuro. A rendere tutto più difficile l'inflazione da record al 3%, non accadeva dal 2008, e il carrello della spesa al più 4%. 7 italiani su 10 spenderanno con i saldi meno di 200 euro. Abbiamo già fatto. Già fatto proprio. Questo. E avete un budget, avete speso tanto? Sui 250-300, non di più. Budget alto? Basso. La crisi si fa sentire, no? Si dice che di media spenderanno circa 150 euro gli italiani, può essere? Sì, più o meno, quella cifra lì.